ዝኸበርኩምን ሓንደብሲኹም ሎመዓልቲ ኣብዚ ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ስቱድዮ ኢጣልያ ተባሂሉ ዝጅመር ዘሎ በኽሪ ናይ ናህና ትራንስሚሽን እዩ ዝዛረበኩም ዘለኹ ደረሰ ኣርኣያ እየ ሎመዓልቲ ዕዱምና መሓዛ ኤሪትራ ዝኾነ ዶክተር ፊሊፖ ቦቮ ኢጣልያዊ ደራሲ ናይ ዚ መፅሓፍ ኤሪትራ ኣብነታዊት ናይ ሓዳስ ኤሪትራ ናይ ሓዳስ ኣፍሪካ ዝብል ኤሪትራያ ኣቫንጓርዲያ ደላ ኖቫ ኣፍሪካ ትብል ዝፀሓፈ ደራሲ እዩ ከምኡ እውን ጋዜጠኛ እዩ ስለዚ እዚኣ ናይ ሎመዓልቲ ካለ መጠይቕ ንገብረላ ብጣልያን ቋንቋ እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ምሶም ብፆትና ኣካይቲ ናይዚ ማዕከል ሆርን ኦፍ ኣፍሪካ ብትግርኛ ዝትየሉ ኢና ኣብዚ ናይ ሎመዓልቲ ዕዱምና ምስ ፊሊፖ ቦቮ ናህና ናይ ቃለ መጠይቕ ክጅምር እዩ ማለት እዩ buonasera Filippo Bovo. Filippo Bovo, oggi sei il nostro primo ospite in questa trasmissione Horn of Africa che comincia oggi il 27 gennaio del 2021. Abbiamo voluto invitare te in quanto come giornalista e come compagno hai lavorato con noi da diversi anni, da quando ero il rappresentante media in Italia, poi questo lo spieghi te. La trasmissione di oggi comincerà con il contenuto del tuo libro e poi si svilupperà anche sulla situazione attuale nel Corno d'Africa ed in particolare tra l'Eritrea e l'Etiopia. Perché in questa situazione il nuovo processo che è cominciato nel 2018 con l'avvento del presidente Abiy Ahmed che ha utilizzato una nuova filosofia politica di pace che non andava a porto da molti anni e che l'Eritrea lo aspettava con tanto diciamo desiderio di fare la pace e di avere l'applicazione della giustizia internazionale del territorio di Badme che era stato aggiudicato all'Eritrea. Abiy Ahmed ha parlato in termini molto chiari, senza mi né ni, ha detto noi senza condizionamenti applicheremo, accetteremo il verdetto internazionale e ha usato un linguaggio che ruba il cuore, cioè un linguaggio di scusa anche per il perdurare di questa tensione militare che era cominciata con il periodo da quando è stata la guerra con il TPLF, il Tigray Liberation Front, Popular Front, che era al governo e che poi è caduto all'interno dell'Etiopia stessa e che poi non ha accettato nemmeno, non ha seguito questo processo di pace, ha manifestato un'ansia, una preoccupazione, un terrore per questa pace che nessuno l'aveva attaccato, fino ad arrivare ad una guerra civile in Etiopia stessa. E ora la situazione, i grandi leader sono stati molti arrestati, alcuni sono stati uccisi perché non hanno voluto consegnarsi in pace e ci sono delle situazioni ora anche un po' di informazioni errate e anche qui parleremo di questo per dare una giusta informazione sulla situazione attuale nella zona. Quindi cominceremo con il tuo libro e allora il libro è intitolato Eritrea, avanguardia dell'Africa nuova. Ecco. Allora Filippo, vuoi spiegare ai nostri ascoltatori, intanto ti ho presentato ma ti puoi presentare anche te stesso come hai conosciuto l'Eritrea
nella diaspora certo. nella diaspora, e la parola lascio a te. Va bene. Allora, grazie prima di tutto anche per l'onore, no, che è con me che inizia l'esperienza italiana di questa televisione, che è mondiale peraltro come Esatto. diffusione, quindi è una bella cosa decisamente sotto tutti gli aspetti, e veramente onorato. E, e un saluto a chi ci ascolta, insomma, agli amici che sono in ascolto e che ci osservano. E, bene, la storia è antica effettivamente ormai, perché sono passati tanti anni di questo rapporto. Mi ricordo che deve essere stato più o meno il 2007 o 2008 che cominciai un pochino anche a scrivere personalmente. A quel tempo si usavano i blog, quindi erano cose molto rudimentali in confronto a ciò che abbiamo oggi. Cominciai un po' a scrivere soprattutto dell'Eritrea e anche di altre realtà, insomma mi occupavo di politica internazionale, però mi dedicavo in particolare a questo tema, che era in Italia un tema poco conosciuto. Anche adesso, tutto sommato, gli italiani che hanno un'esperienza su questi argomenti sono pochi, no? Nella percentuale, però a quel tempo erano ancora meno. Sembrava un mistero che ci fosse stato un rapporto di decenni fra l'Italia e l'Eritrea, che ci fossero famiglie che si erano unite, che si erano addirittura mescolate nel corso di queste generazioni, no? Fra Italia e Eritrea, insomma, che ci fosse una storia condivisa. Molti non lo sapevano. Non sapevano probabilmente neanche trovare l'Eritrea sulla cartina geografica, qualcuno ancora adesso, attenzione. Quindi è un problema anche di cultura italiana, perché siamo impreparati su tante cose, non solo su questo, anche su altri argomenti relativi a altri continenti, altre situazioni. Va bene, questo è un problema di poca attenzione forse anche alla storia che c'è in Italia. Non siamo un paese, ecco, che fa molto approfondimento su certe cose. Però mi ricordo che partì tutto in quel 2007-2008, a quel tempo per caso avevo conosciuto un anziano signore eritreo, che lui era, come dire, era ospitato dai compagni politici, insomma, a Pisa. Addirittura gli davano, insomma, lo ospitavano a casa loro, no? A turno, qualche volta anche nella sede del partito, perché erano gli anni proprio della guerra contro il Derg, quindi era un periodo molto duro e molti erano in Italia, chi per studiare, chi per farsi curare. C'era un po' una situazione di questo tipo. Molti ricordano quella fase storica, e lui era una di queste persone. Quindi per caso si cominciò a parlare e da lì poi si accese la lampadina, fu l'inizio un po' di tutto questo interesse. E poi dopo, insomma, cominciarono gli studi, gli approfondimenti, gli articoli, e poi si arrivò anche a conoscersi, perché poi questi articoli bene o male si diffondevano, piacevano, insomma, no? Trovavano qualche lettore. E qualche anno dopo poi si fece anche questo libro che oggi, insomma, si sta commentando, che è un libro che ha qualche anno ormai, perché se guardiamo il fondo della copertina, insomma, la data non è proprio ieri, insomma, è già 4-5 anni che esiste, però sì, da qualche parte poi ci sarà anche scritta la data di pubblicazione, però non saprei se è in fondo o in cima, ma ecco. Però quel libro lì non è per un orgoglio mio, però ha avuto un merito in Italia. È stato il primo di tanti libri che poi si sono visti sull'Eritrea, scritti da altre persone, perché, come dicevo anche nella prefazione, quando lo scrissi, fino a quel momento in Italia non c'erano libri che parlassero della storia o dell'attualità dell'Eritrea. C'erano magari delle monografie, no? C'era il libro sull'architettura d'Asmara, oppure c'era un libro
di ricordi di un certo periodo coloniale, di una certa fase anche della guerra. Ecco, erano cose più tematiche, più settoriali, cioè non c'era qualcosa che cercasse di essere completo, un manuale che mettesse un po' la storia, sintetizzandola, per carità, perché si capisce che in 200 pagine non si può raccontare la storia di un paese per intero, ci vorrebbe un'enciclopedia, diciamocelo con onestà. Però era già un primo passo, anche per una persona che voleva capirne di più, era utile. E quindi lo dissi proprio, ecco, sempre in quella prefazione, il mio scopo era di fare un manuale, un vademecum per una persona che vuol partire anche da zero, se necessario, per farsi però un'idea, avere una prima conoscenza di questa realtà. E come dicevo, da quell'anno in avanti ho visto nascere molti libri scritti da italiani, ma anche da italo-eritrei, da eritrei in Italia, dedicati al loro paese o sempre anche ad aspetti del loro paese, a caratteristiche particolari. E questo è stato importante perché vuol dire che è stato un po' l'inizio, no? In quegli anni si è cominciato a manifestare un maggiore interesse su queste cose. E ho visto che sono nati dei libri anche molto belli scritti da altri autori, e qualcuno addirittura ha preso la mano, insomma se ne è messo a scrivere anche più di uno, però sono tutti importanti perché colmano un vuoto che c'è stato in tutti gli anni precedenti. Prima ecco, non era stato fatto molto. E entrando più nello specifico, i rapporti con la comunità sono stati fin da subito bellissimi, no? Deres ne è testimone. Fra l'altro insieme ci siamo trovati in più di un evento e abbiamo anche, come dire, spaziato in matrimoni, in situazioni persino, come dire, più familiari, no? Ecco. È vero. Ecco, però è stata una cosa molto bella sempre, anche perché, insomma, c'è un clima umano particolare, no? Di ritrovo, siamo fra parenti, non è solo amici, ecco, siamo parenti e ci sentiamo proprio di casa. E ci sono persone che di volta in volta rivedi in questi eventi, quando a Bologna, quando era a Roma, quando Milano, quando Firenze, anche qui a Pisa qualcosa fu fatto. E a volte ci sono persone che rivedi, no? Tutte le volte, a ogni puntata ritornano, ma ci sono anche persone che magari capitano una volta, capitano 2 volte, o che magari le vedi la prima volta in quell'occasione perché nell'occasione precedente tanta era la gente che purtroppo se incontri Tizio non incontri Caio. Certo. Ecco, perché ecco, questo va detto, gli eventi della comunità eritrea in Italia solitamente sono sempre stati molto partecipati, molto seguiti, tanta gente. E per quanto riguarda poi invece il libro, allora, il libro in sé, ecco, il contenuto, si parlava. Beh, quel contenuto, si sa, parte dall'epoca più remota. Io volevo partire, quando lo scrissi, partì dalla preistoria, feci già qualche piccolo accenno e poi si snoda per tutte le vicende successive, fino al colonialismo e poi anche dopo, arrivando praticamente al periodo in cui è uscito, che è stato pubblicato, quindi era, appunto, si diceva 2015-2016. Un attimo, Vai, Filippo, vorrei prima traduci. di entrare nel tuo libro, ecco, dalle tue anche affermazioni che hai detto, se ne parla poco della storia del rapporto Italia-Eritrea, anche una storia che l'Eritrea è stata la primogenita, cioè la prima colonia, che è stata conquistata non militarmente, ma con l'acquisto della Baia di Assap, che è scritto anche nel tuo libro, che
dai due capi che erano lì, due dancali, Ibrahim e i sultani di quel territorio, e poi si sono espansi verso tutte le coste del Mar Rosso fino a occupare nel 1885 il porto di Assa, e poi hanno dichiarato nel 1890 Eritrea come colonia dell'Italia. Ok, il rapporto tra l'Eritrea e l'Italia non è un rapporto come le altre colonie che sono state occupate militarmente e che non c'è stato assolutamente il rapporto tra colonizzatori e colonizzati, in un rapporto, diciamo, di tipo quello dell'Eritrea, dove i nostri padri sono stati anche soldati, andavano all'avanguardia dei militari, degli ufficiali italiani nelle guerre anche della Libia, nelle guerre dell'Etiopia, eccetera, e gli veniva inculcato anche dei valori morali, di coraggio, determinazione, fedeltà, che sono valori di dovere, no? Ma poco però, anzi, di diritti. Però ci sono stati delle storie veramente da parlarne, come si è parlato delle storie del nazismo, per esempio, in Germania. Io, la domanda mia è: perché si è voluto celare questo rapporto sia nel bene che nel male? Perché dalla storia si impara, cioè dagli errori anche. Era il fascismo che poi ha fatto le discriminazioni razziali con l'avvento di Benito Mussolini. Perché però tutti i partiti, sia quelli di sinistra che quelli di destra, in accordo hanno voluto celare questa storia che poteva essere di insegnamento per anche un pochettino anche responsabilizzare, no? Anche i colonizzatori, cioè l'Italia sulle sue, non per risarcire, che non ha mai chiesto. L'Italia praticamente con il leader Gheddafi, quando c'era, l'abbiamo sentito tutto, l'Italia ha detto sì, abbiamo colonizzato, eppure tra l'Eritrea e la Libia c'è stata sempre penalizzata l'Eritrea, dove in Eritrea non si dava la cittadinanza e in Libia invece sì, perché forse c'era l'Algeria francese per concorrenza. L'Eritrea è stata la primogenita degli italiani, dove erano accolti benevolmente, anzi erano gli accoglienti ai rifugiati che venivano perseguitati dai RAS, che venivano dal Tigray, e quindi a Massawa erano praticamente quelli che accoglievano i rifugiati e poi si arruolavano come soldati. Ecco, questa storia nel bene e nel male, cioè nel bene nel senso che l'Italia ha portato anche la modernizzazione, un'Italia post-industriale, ha cambiato anche nell'agricoltura, e poi fino a dopo la seconda guerra mondiale c'erano dei barattolo, denadai, eccetera, che avevano delle concessioni di cotone, frutta, producevano, e che i piani regolatori che sono stati costruiti secondo delle tecniche moderne di carattere artistico, architettonico, come Asmara, che viene chiamata anche la piccola Roma. Ecco, tutte queste belle, perché nel bene e nel male bisogna parlare. Come mai, secondo te, poi ne parliamo perché non sei un ospite sconosciuto, sei un compagno, io ti considero uno di noi, uno della nostra, diciamo, compagno di lotta. Quindi, secondo te, qual è stato il motivo vero? Ora se ne sta parlando perché forse abbiamo superato la barriera. Questa barriera qui mentale, perché si è voluto celare questa storia, secondo te? Ci sono diverse risposte e sono tutte risposte che comunque si fanno compagnia, non si escludono fra di loro. La cosa curiosa però qual è? Che mentre in Eritrea si ricorda il legame con l'Italia, spesso e volentieri è stato anche richiesto, invocato, è
stato chiesto che l'Italia si facesse sentire valere un po' di più, che onorasse un po' anche il suo passato, no? Cercasse un pochino di essere più vicina, più presente, e così via. In Italia invece è avvenuto l'opposto, quindi politicamente, culturalmente c'è stato un processo di rimozione, o comunque di nascondere ciò che era stato, ciò che era avvenuto, e ogni forza politica alla fine aveva una sua ragione per farlo, su questo non ci sono dubbi. Io partirei in tal senso dal momento in cui l'Eritrea, come le altre colonie dell'Africa orientale, anno 1941 vengono perse dall'Italia. Quindi l'Eritrea è tra queste per prima, vengono perse. C'è a quel punto un controllo degli inglesi che subentrano, dopodiché nasce nel dopoguerra, quando ormai l'Italia è dichiarata ufficialmente uno dei paesi sconfitti, e quindi come sconfitto perde automaticamente ciò che aveva, quindi le colonie in primo luogo. E ecco, nasce la questione eritrea, e ci ricordiamo già, quello è stato un primo abbozzo, se vogliamo, di quello che ci sarebbe stato dopo, perché l'Etiopia in quel momento era un vincitore morale, cioè alla fine era tra quei paesi che erano inseriti in qualche maniera tra i vincitori della seconda guerra mondiale, perché il Negus aveva aiutato localmente gli inglesi contro gli italiani. Era rifugiato anche in Inghilterra l'imperatore Haile Esatto, esatto. Era bene o male, quindi c'era una questione per cui andava risarcito per la guerra d'Etiopia di 10 anni prima, vinta da Mussolini, e a maggior ragione perché adesso era anche vincitore della seconda guerra mondiale, sia pur più un vincitore politico che militare, no? Perché poi gli inglesi non avevano bisogno tanto di lui per vincere, però diciamo che era un aiuto in quel senso, anche una copertura politica. Quindi si è creato quel problema, e qui nasce la questione eritrea, perché l'Eritrea aveva tutto il diritto, al pari di ogni altro stato che era in precedenza stata una colonia, di diventare un paese indipendente per conto suo. Esattamente, quindi Invece all'Eritrea è stato negato ciò che è stato concesso a tutti gli altri stati africani che sono diventati autonomi secondo il principio dell'autonomia politica nazionale. È esatto. stata proclamata dalle due grandi potenze, sia dalla Russia che dall'America. Esattamente. E infatti abbiamo visto per l'appunto l'Eritrea che è stata consegnata all'Etiopia del Negus. È legata sotto forma di federazione. Sì, una federazione. Però dopo anni l'accordo era già preventivamente siglato quando l'imperatore Haile Selassie nel 1961 ha dichiarato l'Eritrea una parte dell'Etiopia senza interpretare la popolazione eritrea. Era sicuro che alle spalle le grandi potenze che hanno un'influenza anche nelle Nazioni Unite, certo, poteva avere il supporto, quindi nessuno ha fiatato. Esatto. E questo è durato 30 anni di guerra. Certo. Dura, perché l'Eritrea non ha combattuto solo contro i militari etiopici, ma contro i loro sostenitori americani con l'imperatore Haile Selassie fino al 1974. Poi quando avvenne il DERG, cioè il comitato militare etiopico con leader principalmente Mengistu Haile Mariam, hanno cambiato la posizione, sono andati da Brezhnev, dall'Unione Sovietica, quindi anche l'Unione Sovietica e Cuba non solo l'hanno aiutato con armi militari e con i tecnici che addestravano i militari etiopici nel campo, ma anche finanziariamente. Però l'Eritrea
forse per questo l'hai detto avanguardia dell'Africa nuova, perché è un esempio, questo ai nostri ascoltatori anche dovrebbero capirlo bene, è l'unica nazione che ha combattuto non solo l'occupazione militare etiopica, ma anche dietro questi militari, questa Etiopia, c'era l'Unione, prima l'America e poi l'Unione Sovietica. Esatto. Quindi le sofferenze, questi 30 anni di guerra e di sofferenze non sono stati così semplici e questa nuova generazione, i nostri giovani eritrei anche dovrebbero capirlo ed essere orgogliosi dei loro padri che hanno sacrificato la vita. Ecco perché la dobbiamo tenere cara anche la nostra unità, perché questa Eritrea è venuta con il pagamento di un costo altissimo in termini di vite umane. Questo è da demarcare, credo, nel nostro discorso. Scusami se... No, fra l'altro, quello che hai detto è, come dire, risponde proprio al quesito che ci stiamo facendo, perché dato il sostegno bipartisan, no? Dall'America all'Unione Sovietica, compresi, ricordiamoci anche l'Inghilterra insomma, con l'America, e nel caso dell'Unione Sovietica c'erano anche i paesi non allineati, perché Cuba era leader dei non allineati, non era soltanto filosovietica, poi c'erano anche i paesi spesso anche del socialismo arabo, anche, come la Libia stessa, che in certi momenti ha sostenuto, no? L'Etiopia nella fase di El Derg. Quindi veramente gli uomini, le donne del Fronte Popolare di Liberazione Eritreo si trovarono davanti a dei nemici che erano di tutti i colori, a seconda del periodo storico. E questo metteva a tacere tante persone per un voto, come dire, di fedeltà politica, anche in Italia, perché in Italia, bene o male, la fazione più filoamericana o comunque filobritannica doveva star zitta perché c'era il Negus. Ecco, ora siamo arrivati quasi al perché c'era la Russia, quindi... C'è una situazione di convenienza politica, ecco. Certo. Perché siamo sudditi come italiani, anch'io dico noi come italiani, perché sono un cittadino italiano già quasi da 40 anni, e quindi l'Italia, per non uscire dalle posizioni delle superpotenze, doveva allinearsi. Ecco, questa è la risposta che dovrebbero capire ai giovani, non i vecchi forse lo capiamo. Alla fine è anche semplice, no? Perché poi torna, è chiaro. È chiaro, sì. Ecco, il problema però grave qual è? Che anche il mondo della cultura fa capo bene o male alla politica, perché che si parli dei docenti di università, dei giornalisti, degli opinionisti e anche di tanti storici, comunque sono tutti legati bene o male a un partito di riferimento. E quindi anche loro, a loro volta, come dire, hanno bandito dalla cultura italiana, dal dibattito culturale italiano, il tema come per esempio quello dell'Eritrea, perché in effetti è una cosa che, come dire, è uno scheletro nell'armadio, è stato visto da loro come uno scheletro nell'armadio. Esatto, esatto. Siamo arrivati a rispondere, credo che i nostri ascoltatori dalla discussione nostra abbiano un pochettino almeno capito su questa politica che stiamo parlando non solo dell'Eritrea ma anche dell'Eritrea e i partner che sono le superpotenze e l'Italia stessa. Ed ecco perché serve questa trasmissione anche in lingua italiana, perché qui abbiamo dei giovani che sono nati qua, che ancora nemmeno conoscono la lingua della madrepatria, il tigrino, il tigrinya, e anche loro hanno bisogno un po' di fare una cultura di analisi politica del passato e capirlo ora. E anche gli italiani stessi ci ascoltano, è bene che ci riflettano anche su questi momenti.
Attualmente però anche l'Eritrea, dopo aver ottenuto l'indipendenza, non è stata fortunata perché l'Eritrea ha ottenuto non solo l'autonomia politica del proprio paese, non ha liberato solo l'Eritrea, il Fronte Popolare di Liberazione Eritrea, ma ha aiutato anche il Fronte Popolare del Tigray a occupare Addis Abeba, i carri armati. Io stesso nel 1991, quando si sono liberati dall'esercito militare etiopico e Mengistu Haile Mariam è scappato in Africa lasciando il paese arraffando i soldi che poteva. L'Eritrea con i carri armati, con la bandiera eritrea sui carri armati era ad Addis Abeba. Io mi ricordo benissimo, sono partito nel 1991 dopo il Festival di Bologna, che lo facevamo da parecchi anni, come sai, per l'Eritrea. Ad Addis Abeba, quando ho visto i carri armati, veramente mi sono commosso con la nostra bandiera, no? Lì proprio a Ratkilò, dove c'era il governo. Alla fine invece abbiamo avuto per 7 anni semplicemente una collaborazione, per 6 anni quasi si può dire, dal 1991 fino al 1997. Poi che cosa è successo? L'Eritrea, appena liberata, utilizzava il BR come quello che si utilizza in Etiopia, però dopo 6 anni si preparava a produrre la sua moneta, le sue banconote, il cosiddetto NAFA, il che ha suscitato un allarme nel governo etiopico guidato da Meles Zenawi e hanno cominciato dalla scusa di questi soldi a creare una tensione politica per arrivare alla guerra, un tradimento praticamente. Cioè hanno dimenticato in 6-7 anni che sono stati sostenuti e aiutati fino a farli arrivare ad Addis Abeba a occupare l'Etiopia. Una volta che sono al potere, comandavano 80 milioni di popolazione, una grande Etiopia che è 20 volte più grande dell'Eritrea, questo qua anche è bene demarcarlo a livello geografico, hanno voltato la faccia e hanno voluto tagliare i rapporti di aerei, i navi anche che venivano a trasportare le navi etiopiche, il Kokov, eccetera, eccetera, che si chiamavano. Loro ci guadagnavano anche perché gli eritrei da tutto il mondo utilizzavano gli aerei etiopiche. Gli eritrei erano i grandi imprenditori anche in Etiopia. E questi qua cosa hanno fatto? Hanno voluto dichiarare la guerra. Io stesso ero ad Asmara nel 98, sento alla radio Meles Zenawi, alla televisione, anzi Meles Zenawi, che ha interrotto le navi, non entravano più, quelle etiopiche, ha interrotto le linee aeree e alla fine una dichiarazione di guerra. È stato tentato anche di metterlo in pace, di farlo ragionare che i confini di Badimè dovevano essere... Non era il Badimè in essenza, era il tradimento, voleva riconquistare l'Eritrea e metterla in sudditanza. Ecco, questo era il tradimento che nessun eritreo dovrebbe dimenticarlo, perché questo è il punto chiave. Poi hanno ribaltato, perché avevano all'appoggio degli americani, che è stata l'Eritrea a cominciare la guerra una cosa e l'altra. Quindi hanno dichiarato la guerra, volevano rioccupare l'Eritrea, hanno detto pranzeremo ad Asmara e poi ceneremo a Massawa il pesce. Questo era il loro slogan, per come dire la piccola Eritrea la facciamo una frittata. Non sono riusciti, 2 anni di guerra, poi sono intervenute le Nazioni Unite e hanno firmato l'accordo di Algeri. Ecco, siccome i confini più sicuri perché questo anche grazie agli italiani che hanno demarcato geograficamente, topograficamente i confini tra l'Eritrea e l'Etiopia, quelli sono chiari, che ci sono anche capisaldi, solo sul terreno non sono stati fatti.
L'Italia, me lo ricordo col sottosegretario Rino, c'era Rino Serri, ha giocato un ruolo importante perché la carta geografica, va bene, è in Firenze, dove stiamo noi in Toscana, nell'Istituto Geografico Militare, dal quale risultava effettivamente che il Badinmè è risultato essere sotto la sovranità eritrea. Quindi bastava accettare questo, ma il regime di Meles Zenawi non voleva questa pace. Anzi, quello che ha fatto una cosa disumana è di cacciare via in pantofole delle persone da casa loro nella notte alta o mattina presto e di cacciarli via come se fossero degli animali. Che cosa ha detto in quel periodo? Se il popolo etiopico dice che il colore dell'occhio vostro non ci piace, voi devono andare via. Ecco. A questo nessuno Stato democratico, né nelle Nazioni Unite, né in quei paesi che si dichiarano democratici, hanno alzato un dito. Molti sono arrivati in Italia e li abbiamo dovuto ascoltarli perché io lavoravo alla Questura di Firenze come interprete e tutor dei mediatori linguistico-culturali. Li abbiamo aiutati a fargli dare a molte famiglie, una cinquantina, il permesso di soggiorno umanitario. L'abbiamo sentiti proprio personalmente i loro pianti, da persone normali di attività imprenditoriale che avevano, sono diventati barboni da un giorno all'altro e hanno rifatto E ora che sono caduti, va bene, in disgrazia questo regime qua, ci dicono siamo fratelli, perché non ci uniamo, lasciate stare il vostro governo, eccetera. Su questo devono ricordare la storia, che non è che l'hanno sbagliata ora solo. Ora forse la loro colpa, il loro rimorso li ha disturbati a livello della coscienza, perché il primo giudice dell'essere umano è la sua coscienza, perché hanno coscienza sporca. E appena scoppiata la pace nel 2018 si sono spaventati, perché il loro principio era basato sulla tensione, su potere e su come rubare, anche sbaraccarsi le cose. Infatti si sono arricchiti, ora hanno sparpagliato i loro soldi all'estero e stanno cercando ancora qualche seguaggio di camuffare o stravolgere le informazioni giuste. Questa è la verità, però. Quindi su questo il tuo parere, qual è la situazione in cui l'Eritrea deve fare? Cioè, secondo me il periodo di guerra, eccetera, è passato. Ora, l'Etiopia sta cercando lì di rimettere a posto quelli che sono stati imprigionati, quelli che sono morti, sono stati uccisi perché hanno voluto dichiarare loro stessi nella difesa militare etiopica, hanno cominciato la guerra, e non dicano che sono stati colpiti dal regime etiopico, no? Il regime etiopico ha manifestato la pace, ha fatto un miracolo anche, per cui il presidente Abiy Ahmed ha preso il premio Nobel per la pace proprio perché è riuscito a ricucire il rapporto. Però a questa pace si sono opposti. Certo. Hanno dichiarato dall'inizio, dal 2018, o siamo circondati o ora e poi si sono preparati, hanno cercato di crearsi alleati sotto rifugio con il Sudan e con l'Egitto, perché sapevano che con il Sudan c'era il contenzioso di confini che ora è stato occupato dai sudanesi, dal governo sudanese, e che stanno trattando per non creare ulteriori guerre. E poi, siccome c'è il problema con l'Egitto anche per il Nilo, per il percorso dell'acqua, che questo noi
come Eritrea lo sapevamo anche da molto, che prima o poi doveva scoppiare. Questo qua con un accordo solo si fa, però ora attualmente anche l'Egitto, tanto per dare uno spunto al nostro discorso, attualità, sta cercando di creare attraverso anche i suoi emissari una destabilizzazione ancora ulteriore in Etiopia. Quindi su questo argomento il tuo parere come giornalista, che sei molto più preparato di me, mi piacerebbe ascoltare. Ringrazio per il più preparato, non credo, comunque ti ringrazio. No, certamente sei più preparato di me come informazione, come giornalista. Io magari faccio studi diplomatici, eccetera, che come sai ora l'ho completato, però a livello mediatico sei molto più informato, c'ho da imparare da te, modestamente parlando. D'accordo. Innanzitutto, ecco, sulle tensioni ereditate dal passato, quindi innanzitutto la guerra 98-2000 e tutti i problemi che ci sono stati fino al 2018, cioè finché è stato al potere in Etiopia il TPLF. Beh, sappiamo che il TPLF agiva così perché sapeva sempre di avere le spalle coperte, come era stato in passato quando il Negus si era mangiato Eritrea, svuotando il federalismo che doveva esserci, facendolo sparire, e così ugualmente loro hanno violato i patti, hanno tradito, insomma, gli accordi precedenti, poi fatto 2 anni di guerra e poi tradito anche la firma degli accordi di Algeri, perché per 18 anni col TPLF non è stata rispettata, come si diceva, ma perché sapevano di avere le spalle coperte e sapevano di avere a livello internazionale chi glielo permetteva. E infatti così era, perché effettivamente, anzi, non solo facevano questo, ma venivano anche presentati bene nel mondo, difesi, cominciando anche dall'Italia. Sembravano un paese, come dire, sembravano il paese democratico, mentre dall'altra parte c'era un'Eritrea chiusa, sempre più povera, sempre più dittatoriale, no? Si raccontava una storia molto così romanzata, molto lontana anche dai fatti. E ovviamente quello che è avvenuto dopo, appunto, quindi il cambio di passo in Etiopia, l'arrivo di Abiy Ahmed ha sconvolto questi interessi, soprattutto certi interessi locali. Abbiamo visto subito appunto il TPLF che nella sua zona ha cercato di fare il bastian contrario, di sabotare quella pace, proprio per tentare in extremis quello che non era riuscito a fare in passato quando aveva in mano tutto il paese. La cosa è finita come è finita, lo sappiamo, abbiamo visto in questi mesi come si è risolto tutto. Ora giustamente la pacificazione residua è una questione interna dello Stato etiopico che giustamente provvederà con i metodi, i tempi migliori, però di fatto appunto la guerra è una cosa che è rimasta al passato. Per fortuna il futuro è più promettente di come è stato quello che abbiamo visto fino ad oggi. E lo stesso discorso lo possiamo fare anche per altre aree dell'Africa, come dire, orientale, del Corno d'Africa, perché io penso anche alla situazione della Somalia. Abbiamo visto che l'Eritrea peraltro ha pagato molto per la sua attenzione verso la Somalia, è stata accusata di andare a fare il terrorismo in Somalia, ma insomma era un'accusa anche un po' ignobile, perché sappiamo che uno dei primi paesi che ebbe a subire il terrorismo e a sconfiggerlo, soprattutto il primo a sconfiggerlo, fu proprio l'Eritrea, che era appena diventata indipendente, perché nel 91-93 Al-Qaeda era nel Sudan, il Sudan stava cominciando a espellere Al-Qaeda, a mandarla via, quindi Al-Qaeda cercava un nuovo luogo dove stabilirsi,
tra i tanti che poteva scegliere, pensò all'Eritrea che era lì vicina. Infatti, l'Eritrea cercava nel 1987, me lo ricordo benissimo, ecco. quando Bin Laden era a lezione di cominciare il suo terrorismo con al-Turabi, che era un estremista anche lui nel Sudan. Era l'Eritrea che ha pagato in prima persona ed era in lotta contro l'occupazione etiopica. Dall'altra parte, dal Sudan, quelli che entravano li aveva anche imprigionati, entravano diversi raccattati da Marocco, da altri paesi, quelli che erano i primi combattenti del terrorismo, perché anche per i nostri ascoltatori, tra l'Islam e il terrorismo bisogna dividere, perché sì, nel nome dell'Islam c'è questo terrorismo qua, però l'Islam predica la pace. La prima cosa quando ci si incontra con le persone, assalamu alaikum, dice la pace sia con voi. Quindi questo terrorismo l'ha conosciuto e l'ha denunciato al mondo, ma nessun orecchio era disposto a sentire. Tutti quanti hanno fatto l'orecchio da mercante, il cosiddetto. Ecco. E quindi dopo che è cresciuto Bin Laden, che era amico anche dei potenti, di Bush, eccetera, eccetera, per cui suo figlio era in America, allora il terrorismo era diventato il principale problema del mondo, perché ha toccato l'Europa, ma se si fosse intervenuti già all'inizio della nascita, quando i paesi piccoli come l'Eritrea lo denunciavano, nessun orecchio ha voluto ascoltare, erano affari loro, di quei paesi. Ecco perché l'Europa anche deve imparare che i piccoli paesi come l'Eritrea e i piccoli paesi come i paesi circostanti sono l'allarme che vanno ascoltati. Questo è l'insegnamento che dovrebbero capire anche gli ascoltatori nostri per informare i nostri governanti, perché così si dà. Pure ora, coloro che hanno provocato la guerra, anche in Etiopia, che stanno cercando di destabilizzare su fattori di etnie, Oromia, Amara, Tigray, eccetera, e coinvolgere l'Eritrea, devono avere informazioni precise, perché io parlo per l'Eritrea. L'Eritrea non ha mai voluto la guerra l'ha sempre subita, anche per la sua posizione geografica, che è strategica dal punto di vista militare e commerciale, perché occupa 1200 chilometri sulle coste del Mar Rosso ed è un passaggio dal Mediterraneo fino all'Oceano Indiano, verso l'Australia, verso l'Asia del Sud, eccetera. Quindi questa costa qui è un punto, capito, importante di passaggio, ed questa è una sfortuna per noi, per il popolo eritreo, che siamo ambiti da diversi e non è che troviamo pace facilmente. Questo ci rendiamo conto anche da noi. Però le informazioni, quello che ci manca a noi eritrei, non siamo forti a livello mediatico. Per ora dobbiamo lavorare tutti, dandosi una mano e l'altra, per informare bene l'immagine dell'Eritrea, un'immagine non di un paese che aiuta il terrorismo, ma un paese che combatte il terrorismo e ha combattuto prima di tutti voi, prima di tutti quelli che sono i potenti che stanno dicendo di applicare ora la forza di qua e là. Siete svegliati troppo tardi, possiamo dirlo senza preoccuparci in una maniera aperta, perché è la verità, è un fatto storico. Correggimi se sbaglio. No, è vero, infatti quello che dico, che poi è persino un paradosso, cioè dopo il danno la beffa, cioè un insulto, diciamolo, no? Un paese che appunto ha pagato, come dire, ha subito le ferite anche del terrorismo, o che l'ha dovuto sconfiggere, ha dovuto lottare contro dei terroristi, poi dopo viene accusato di essere terrorista. Cioè è il colmo. È il colmo, no?
E ora è stato attualmente anche, ora arriviamo proprio a quello di oggi per ampliare poi la nostra discussione. L'Eritrea, l'hai visto che sono stati lanciati dei missili a lunga gittata dal Tigray, che è stato confermato anche dai loro leader. La vogliamo colpire, ora vedrete voi. E dall'altra mano, ora l'Eritrea che sta andando nel Tigray, stanno pubblicizzando come se l'Etiopia non avesse un esercito sufficiente per mettere una regola nel loro territorio, va bene, che vengono gli eritrei addirittura a rubare le pentole, a fare delle cose. Questo qua lo diciamo perché conosciamo bene il nostro popolo e i nostri figli. Non è nella cultura eritrea di andare a provocare o a massacrare le persone, perché siamo massacrati noi stessi con napalm, conosciamo la sofferenza più degli altri. Sono loro, ai loro capi, che dovrebbero interrogare il perché hanno portato tante sofferenze nell'Eritrea e non l'hanno lasciata in pace. Prima cercando di rioccuparla e poi mettendo una situazione di non guerra e di non pace, una tensione militare, mettendo anche delle sanzioni di proposito con delle causali false, quello di aiutare i Shabab, perché noi anche come confine geografico non siamo confinanti con loro e non possiamo andare neanche con l'aereo, perché l'aereo è anche occupato dalle potenze. Non avevano nessuna prova e ci sono stati queste sanzioni che sono stati menzionati nel tuo libro. Te lo lascio parlare a te di queste sanzioni ingiuste. Va bene. Vabbè, sanzioni del 2009 e del 2011 che alla fine per la loro applicazione sono risultate più severe di quelle che nello stesso periodo venivano applicate a paesi come Iran o Corea del Nord. Al di là del motivo per cui questi paesi erano sanzionati, che erano storie completamente diverse, ma nel caso dell'Eritrea è testimoniato che non c'erano prove. Proprio non c'era, e benché meno, non solo non c'erano prove per quelle sanzioni, ma nemmeno vi era il motivo per cui dovessero essere persino più severe di quelle applicate verso altri paesi, come se in Eritrea ci fossero stati 100 missili nucleari puntati sul mondo intero o 100 milioni di soldati con le baionette in mano pronti a invadere Africa e Europa insieme. Non si sa bene cosa doveva esserci per spaventare così il mondo. Fatto sta che ci fu questa applicazione veramente sì, draconiana, come dire, drammatica, no? Ed è grave perché poi sappiamo benissimo che le sanzioni non fanno bene a nessuno, complicano la vita a tutti, facilitano però la vita magari ai più disonesti, perché poi quando un paese è sotto sanzioni viene anche avvicinato da persone o aziende o realtà che sono un po' opache e ti vorrebbero vendere quello che avresti potuto comprare magari a 10 lire, te lo vogliono vendere a 100.000 lire. Perché con la storia delle sanzioni nasce il discorso del mercato nero a livello internazionale. Ma questo lo si fa per indebolire il paese, esatto, e renderlo un paese che deriva verso il fallimento. Esatto. Gli stati falliti, come vengono chiamati in Somalia perché non c'è stata la pace? Perché gli eritrei l'hanno detto dall'inizio, la posizione dell'Eritrea è stata chiara dall'inizio, questo lo dovrebbero sapere i nostri ascoltatori, che la faccenda dei somali devono risolverla i somali. L'unica cosa, bisogna aiutarli a farli sedere nello stesso tavolo, quello si può fare. Altrimenti la mano, se si mette, va sul fallimento. Gli europei cosa hanno fatto, compresa l'America? Hanno messo
i militari, ma alla fine l'hanno lasciato peggiore di quello che era prima. Hanno messo i capi che volevano scegliere loro nella comunità europea a Bruxelles o secondo gli accordi con le potenze, e poi sono falliti. Certo. Perché lì ogni tribù, se c'è un compromesso, un accordo, se si siedono, solo così si può risolvere il problema. Ecco perché a manomettere in un paese una mano, ecco, non si fa che poi creare solo confusione. E la confusione poi è un decadimento del popolo stesso. Ecco, su questo può essere anche a noi di insegnamento, io credo. Siccome parliamo del nostro paese, del Corno d'Africa, però apriamo anche gli occhi alla Siria, che è una guerra sotto commissione, è stata dichiarata. La Siria, che era un paese sia economicamente che socialmente stabile, ora è diventato un disastro. Questa pace qui, però, ecco, se fosse voluta dalle potenze che hanno spinto e ancora sostengono questa guerra, la pace lì porterebbe al coso. E questo poi crea dei rifugiati, eccetera, dei siriani, eccetera, che agli occhi di tutti che sono nella miseria, e anche nei paesi come la Turchia vanno a chiedere elemosina o cercano di sopravvivere. Ecco. Anche i nostri, il discorso non è diverso da questo. Quelli che scappano dall'Etiopia, dall'Eritrea, dal Sudan, è perché non c'è una stabilità voluta dalle potenze forti del paese. È questo che dovremmo capirlo tutti quanti e cercare di risolverlo parlandone apertamente e cercando di informare correttamente i nostri cittadini, in particolare i giovani. Il tuo commento, io questo è un mio punto di vista, vorrei sentire il tuo punto di vista, Filippo. Sì, anch'io sono dell'idea che la pace deve essere, come qualunque risultato politico che riguarda la vita di un popolo, di un paese, deve essere frutto unicamente dei suoi sforzi, cioè farina del suo sacco. Perché nel momento in cui dipende solo dalla volontà degli altri, o c'è anche la volontà di altri, in questo caso le grandi potenze che prima hanno distrutto, nel caso parliamo della Somalia, per tornare a quell'esempio, non ci sarà mai molto da fidarsi, che è poi lo stesso motivo per cui un paese deve essere sempre autonomo, non solo in senso politico, anche di capacità di scelta, di decisione. Quindi anche libero di sbagliare se vuole, ma è una scelta sua. Non perché sbaglia perché qualcuno lo costringe a sbagliare, ma perché sbaglia perché ha sbagliato lui. Però è più facile che sei autonomo invece indovini, non che sbagli. Attenzione, anche questo è importante da dire. Ecco, è importante che un paese sia autonomo proprio perché così ha più probabilità di vivere in pace, di non essere in guerra con altri, e di non avere problemi al suo interno. Quando ha visto i problemi che può avere al proprio interno, che li ha elencati o ne nascono, sa anche come affrontarli, ha l'autonomia per poterlo fare, può darsi le giuste priorità e così via. Questo è molto legato anche al discorso dell'autonomia economica, perché non è un mistero, l'Eritrea è stata in tutti questi anni, lo sappiamo benissimo, fin dalla sua indipendenza, è stata contrastata a livello internazionale perché non ha mai voluto indebitarsi con quei paesi e quegli istituti di credito prevalentemente occidentali che invece nel resto dell'Africa o in altre parti del mondo cosiddetto in via di sviluppo hanno fatto affari d'oro, perché hanno fatto praticamente una politica di usura e hanno condannato questi paesi per decenni alla sofferenza e alla fame. L'Eritrea non ha scelto quella strada e aveva tutti i motivi per non sceglierlo. C'era l'esperienza di tutti questi paesi vista per i 40 anni precedenti, quindi perché continuare un esempio sbagliato? Ha voluto fare una cosa diversa, ma gliel'hanno fatta un po' pagare, come sappiamo. Anche le sanzioni alla fine si spiegano così. Però è un fatto, è chiaro, che quando un paese
lavora per essere autonomo anche in senso economico, quindi anche produttivo, agricolo, alimentare, perché l'Eritrea ha a cuore queste cose, no? Anche in termini sanitario, insomma, fa in modo di poter camminare con le proprie gambe. È un paese che è meno ricattabile. È un problema che purtroppo abbiamo visto, ecco il caso dell'Africa ad esempio, è che molti paesi vivono sulla politica del sussidio, cioè di forniture economiche o alimentari che vengono magari da Occidente. Poi sono ricattati e poi ricattati per questo. Certo, perché è una carità pelosa, come si dice qui in Italia, cioè ti do, però in cambio tu mi darai qualcos'altro e quindi mi darai cosa? Per esempio, se ti chiedo di fare questa cosa la dovrai fare. Anche le guerre nel Corno d'Africa, quando c'era il governo del TPLF in Etiopia, lo sappiamo, che ne so, la guerra contro l'Eritrea, ma anche l'invasione della Somalia, che nel 2016 fu quella, insomma tutta una serie di situazioni così, e si spiegano anche con questa dipendenza politica, perché se sei, non sei, come dire, se non sei autonomo, sei anche ricattabile, sei utilizzabile. E questo è il problema dell'Africa e dell'Asia povera anche che c'è, certo. Perché finché una nazione o delle nazioni vivono in aspettative di aiuto e non sono autosufficienti economicamente, sono sempre in sudditanza economica. Poi c'è un'altra anche forma sempre africana come sono noi, come siamo noi, i paesi francofoni, dove ancora la Francia ha degli interessi economici e non solo, ma ha in mano anche quasi tutti i capi dei governi degli stati francofoni. Ed ecco che poi decide la Francia su chi deve governare quello stato africano. Abbiamo un esempio lampante già in Costa d'Avorio, bene, che il referente che c'è, il presidente è di filo francese totalmente, e quando succede qualche problema c'è la mano della Francia che interviene lì. E poi non solo questo, ma anche i nostri ascoltatori devono capire, io faccio parte anche del Comitato Mondiale Panafricanista, COMOPA, di cui sono responsabile culturale in Europa, assieme a dei miei amici come Roger Sessù, lo conosci, eccetera. L'Africa sta cercando attraverso questo COMOPA anche, dove è composto da personalità diciamo autorevoli nel campo culturale, eccetera, dove si sta maturando anche la situazione africana che deve uscire da questa dipendenza. Ci sono stati diversi tentativi anche di cambiare la moneta, questo franchi francesi, franco Seifa che si chiama, dove la Francia produce consegna agli stati africani, però senza garantire nemmeno, non hanno nessun valore in Francia, solo in quei paesi come monete che cambiano, che non hanno nessun valore poi a livello internazionale, e sono sotto sempre mano francese, nel bene e nel male. Se un capo si ribella, sono affari suoi. In altri paesi africani anche la stessa cosa, questi aiuti, se tu non fai quello che voglio io, ti tolgo gli aiuti. Ecco, è quello che sta succedendo anche in Etiopia, dove stanno cercando di risolvere il problema, ma c'è sempre la pressione internazionale nei confronti del governo di Abiy, che sta cercando di portare avanti la pace, ma nel suo percorso sta trovando una enorme difficoltà anche a livello strategico, anche perché poi ora stanno divulgando con i loro, diciamo, inviati, chiamiamoli, delle notizie che non stanno in piedi, che sono basate sulla falsità, però che vogliono creare una fantascienza, no? E Tigray, stiamo vincendo, stiamo facendo, stiamo
così e noi vogliamo autonomia, addirittura nel Tigray stanno cercando autonomia politica ora. Dopo aver governato proprio ora, l'Etiopia l'hanno fatta, e il risultato di quello che loro hanno lasciato, che c'è il casino, e non vogliono lasciar lavorare il governo attuale. Questo lo dobbiamo dire anche perché è una testimonianza che i nostri ascoltatori dovrebbero capirlo, perché l'Etiopia con l'Eritrea, se ci sarà la pace, c'è la pace per tutti, anche per l'Europa stessa e per il mondo stesso. Questo è che dovrebbero, credo, almeno secondo il mio punto di vista, però poi mi correggi se sbaglio. Sì, sì, assolutamente. E infatti è un grande classico, insomma, quando un paese che è dipendente per varie ragioni, quindi può essere il paese, un paese che è stato sotto colonialismo francese, uno che è stato sotto quello inglese, o un paese che sta vivendo insieme a quell'esperienza del passato anche il neocolonialismo di altri paesi ancora. Insomma, qualunque sia la situazione, anche nel caso dell'Etiopia, che il colonialismo l'ha vissuto per pochi anni con l'Italia, perché poi sostanzialmente era una nazione libera prima, indipendente, almeno per il diritto dell'epoca, e lo è tornata ad essere anche dopo, però c'è sempre quella ricattabilità, ecco. E quindi nel momento in cui quel paese comincia a creare gli strumenti per non essere più ricattabile, cioè per essere più autonomo, chi fino a quel momento l'ha ricattato non ha tanto piacere, perché perde una fonte di guadagno. Se i vari paesi del cosiddetto terzo o quarto mondo, come vengono chiamati, si rendono autonomi, non sono più sfruttabili. E questa è una perdita di guadagno per tante realtà, persone, aziende, governi che poi sostanzialmente prendono ordini dalle aziende, perché il mondo di oggi è un mondo dove l'economia comanda sulla politica, a livello occidentale soprattutto, ormai si decide la vita in borsa, non si decide più, ecco. E quindi questo spiega anche il discorso che si faceva prima, certe tensioni regionali. L'Etiopia sa benissimo, per esempio, che se vuole essere più solida e più autonoma, deve cominciare a raggiungere una maggiore autosufficienza su certi settori. Quindi la diga ha una spiegazione, la famosa diga del Rinascimento etiopico, perché ha una funzione anche agricola, no? Però chiaramente altri paesi si sentono anche danneggiati perché arriverà magari meno acqua nel loro corso, ovviamente. Il Nilo sappiamo che attraversa vari paesi, arriva fino all'Egitto, passa attraverso il Sudan, quindi se l'Etiopia ne preleva una parte di acqua, qualcuno dopo se ne troverà meno. Ma è un discorso che sappiamo si è vissuto anche tra la Turchia e la Siria, c'è stato lo stesso problema, e con altri paesi, quindi i fiumi contesi, i grandi fiumi contesi fra paesi che chi è a monte chiaramente se fa una diga e quell'altro dopo ne vede arrivare meno di acqua. Però tutto sarebbe risolvibile con strumenti politici, non con la situazione, ecco, militare, della tensione anche come dire, strisciante. E allora ci sono questi attacchi, no? A volte sono stati registrati gruppi che vengono dal Sudan, perché magari anche nel Sudan c'è una situazione un po' liquida all'interno, no? Di difficoltà anche di gestire un territorio che è grande e in certi punti anche sconfinato, non si capisce, no, bene. E quindi c'è questa azione un po' egiziana, un po' di altri, sicuramente anche di gruppi autonomi che si inseriscono e seminano zizzania, che hanno tutto l'interesse, cioè a mettere contro questi paesi fra di loro, attribuendo magari le loro azioni a un certo paese. Perché, attenzione, quello che avviene
a livello internazionale non è una novità sotto questo aspetto, cioè quello che abbiamo visto fare anche dal TPLF nelle sue zone ha degli equivalenti in altre parti del mondo, anche nei paraggi. Ci sono dei gruppi che fanno un po' di guerra sporca, poi magari anche a livello un po' mediatico e un po' a livello così attribuiscono o fanno in modo che la loro azione sia attribuibile anche a un paese anziché a un altro, quindi creano anche, proprio seminano zizzania, creano dissapori. E quindi questa situazione a maggior ragione allora va risolta con strumenti politici, questa situazione del Nilo, perché i paesi della zona tutti hanno bisogno di aumentare la loro produzione agricola per essere autonomi, a maggiormente per avere la possibilità insomma di dare anche più lavoro e più salute alle proprie popolazioni. Hanno bisogno di valorizzare anche le loro risorse idriche per questioni di vario genere. L'acqua è tutto, non è solo vita, è anche una maggiore igiene, è tutto un insieme di cose. Quindi in molti casi veramente è fondamentale valorizzare anche l'ultimo litro d'acqua. Ma perché ciò si possa fare bisogna che tutti questi paesi, come si diceva prima, possano sedere a un tavolo, come nel caso delle parti somale, no? Nel loro caso. Ecco, in questo caso invece i vari paesi che sono coinvolti su questa questione del Nilo discutano insieme e trovino insieme degli strumenti collettivi che possano gestire collettivamente, proprio per fronteggiare anche queste situazioni di instabilità politica provocate da altri, dall'esterno. Benissimo. Perché se non si fa così... Esatto, anche questa è un'analisi veramente politica molto condivisibile, la tua, anch'io la condivido. La situazione attuale anche del Nilo, la situazione che è la causa di tensione, non dovrebbe essere, perché la diga che è costruita in Etiopia, anche con la collaborazione dell'Italia, soprattutto molti anni prima, è arrivata al dunque da essere messa in pratica ora, e questo, ecco, vuole dimostrare che attualmente, se si cominciano i motivi della causa del Nilo, del percorso, perché lì l'acqua basterebbe l'Etiopia a raccogliere quel sufficiente che per il suo fabbisogno, e l'altro è naturale che scorre, va bene, io tecnicamente non ho il coso, però una volta sono andato da quelle parti, ma molti anni fa, c'è un'acqua veramente che scorre in maniera abbondante. Non è che l'Etiopia ha intenzione di bloccare il Sudan o l'Egitto, però diventa quello la causa politica per creare le tensioni politiche in modo tali che gli altri abbiano influenza o di fare la mediazione e fare imposizione dei loro interessi. Su questo l'Egitto sta facendo attualmente un gioco politico sporco, perché sta pigiando il dito verso il Sudan in modo da attaccare l'Etiopia. E i leader vecchi, che ormai non ci sono più, del TPLF, questo qua hanno fallito, perché hanno cercato di fare una situazione tipica di quella di Sansone, no? Sansone, i Filistei, dopo di me non ci sono io, non ci dovrebbero essere tutti, quindi all'Etiopia non gliene fregata nulla. Quindi noi come eritrei vogliamo anche mandare un messaggio in questo senso, che noi la pace dell'Etiopia la vogliamo quanto vogliamo la nostra pace, perché solo nella pace ci può essere l'accordo in tutti i sensi, accordi commerciali, accordi di cooperazione, collaborazione, eccetera. Quindi tutti quanti dobbiamo prestare attenzione a questa bellissima analisi che mi è piaciuta. Evidentemente le lotte politiche che abbiamo avuto, mi fa piacere che abbiamo le stesse visioni anche sull'analisi politica del contesto del nostro paese, che poi siamo ampliate anche sui paesi africani, francofoni, eccetera.
questa è stata un dialogo molto molto interessante davvero, Filippo. Sono contento perché io credo che quando ci si incontra bisogna fare l'analisi sia del luogo in cui noi siamo, io come eritreo con la bandiera dietro a me si vede, no? Lo vedo benissimo. Però è la nostra bandiera che è una bandiera di sicurezza per me, perché ognuno è orgoglioso di essere, anzi la bandiera italiana anche dovrei fare, perché sono cittadino anche italiano, questo ce l'ho nel cuore, la mia Firenze, il mio essere toscano ed eritreo. Quindi il mondo è dove uno vive e dove uno vuole bene al suo paese. Noi abbiamo fatto, mi sembra, un percorso abbastanza, diciamo, determinante per oggi che abbiamo fatto. L'ultima cosa che vorrei un pochettino in pochi minuti argomentare è qual è stata l'influenza italiana. Ora torno indietro, siamo andati molto, abbiamo analizzato anche sulla situazione attuale politica. L'influenza italiana, visto che siamo in Italia, qual è stata l'influenza italiana sulle istituzioni sociali, culturali e politiche dell'Eritrea? Poche parole, il tuo punto di vista, poi ci aiutiamo. Non è una intervista di uno con una... È tra due persone che hanno collaborato insieme politicamente e che una discussione tranquilla fra di noi. Vorrei sentire su di te e poi su... Volentieri, è stata un'influenza molto importante, anche perché ovviamente con un periodo di aggiustamento, perché sappiamo benissimo che gli italiani sono arrivati portando la loro mentalità, quindi era una mentalità politica e istituzionale anche della loro epoca, una mentalità militare, si diceva, di senso anche di cosa deve essere, di come si organizza sostanzialmente lo Stato e tutto quello che fa parte anche della società, quindi un'idea di Stato e di società. Sono arrivati con queste loro idee e hanno trovato una terra, l'Eritrea, che comunque aveva un passato e una storia da raccontare. Sappiamo benissimo, ci sono stati tanti passaggi, tante culture sono fiorite in quel territorio, che è stato testimone di tante cose. E c'è stata quindi anche una fusione di cose, però ecco quello che un po' si diceva prima, l'Eritrea sostanzialmente già dopo la guerra era pronta per essere uno Stato, perché aveva tutte le istituzioni, che alla fine era colonia, ma di fatto era uno Stato, aveva tutto, aveva un suo sistema di governo, aveva una catena di comando sia per le forze dell'ordine e forze armate locali. Ricordiamoci la tradizione, gli ascari eritrei sono stati i primi soldati, si diceva, e poi insomma la polizia locale, quindi c'è tutta una tradizione, come dire, di corpo in senso militare che ha fatto la differenza anche negli anni seguenti, perché insomma il valore dimostrato dagli eritrei anche nel momento del combattimento è legato anche a questo, quindi c'è uno spirito sicuramente battagliero che è diciamo proprio del proprio sangue, ma c'è anche un'idea di organizzare un sistema militare che è stato acquisito da altri, valorizzato, adattato anche alle proprie esigenze locali. E quindi in questo senso l'Eritrea aveva queste strutture, le ha mantenute, insomma, ha cercato di mantenerne una memoria e le ha ricreate quando ha avuto la libertà per poterlo fare, quindi dopo il 91-93. E quindi anche un sistema scolastico, l'idea di quanto è importante avere una scuola che forma i propri cittadini, un sistema sanitario che cerchi di essere presente anche quello il più possibile per dare sicurezza e salute, insomma, ai suoi cittadini. Quindi una cosa che dovrebbe essere raccontata.
Io ci ho provato un po', anche nel libro, poi negli anni successivi, perché la cosa, ovviamente il paese ha continuato a progredire anche dopo. L'hai menzionato nel tuo libro anche durante il colonialismo. Poi Sì, ma anche dopo, c'è a stato... livello politico ha aiutato anche a creare una coscienza politica nazionale nella diversità delle etnie, perché in Eritrea ricordiamoci che ci sono 9 etnie. Certo. Sono etnie che hanno tradizioni, una un po' diversa dall'altra, ma in generale quasi sono simili. Anche come società, pur parlando le diverse lingue, eccetera. Il colonialismo italiano anche, siccome ha cercato di unificare, no? Per l'ordine interno, per la sicurezza sua, nominando i capi di ogni etnia a diventare da filtro tra la popolazione e lui per il pagamento delle tasse, perché aveva reso demaniale il terreno. Questo, e poi con gli ascari che si spostavano da un posto all'altro, hanno avuto l'occasione di conoscersi meglio come popolazione, anche nelle diversità delle culture e delle tradizioni, e poi nel bene e nel male hanno acquisito, hanno maturato la coscienza politica, anche perché con l'accordo di Uccialé, ce lo ricordiamo, se mi sembra che l'ho letto nel tuo libro, quando Minilik ha fatto gli accordi con Vittorio Emanuele, hanno detto l'Eritrea non è nostra, voi potete fare quello che volete, eccetera. Quindi il popolo eritreo, visto anche che era già stato tradito, non che ha tradito, e nessuna Etiopia, né la Tigray né l'Etiopia stesso, che ora dicono che siamo fratelli, eccetera, l'hanno lasciato fino a che nella seconda guerra mondiale ha perso l'Italia e ha avuto la sua autonomia, doveva essere libera, doveva avere una è stata, però la coscienza politica che è stata maturata maggiormente dietro l'influenza del colonialismo italiano, ecco, ha creato questa autonomia, almeno io penso questo. Certo. E poi il secondo fattore è il fattore, diciamo, culturale, che le scuole che hanno instaurato non solo il governo coloniale italiano, ma anche la missione cattolica che ha distribuito le scuole e che ha istituito anche dei collegi orfanotrofi per tanti italo-eritrei, di cui nel periodo del colonialismo l'italiano poteva non riconoscere suo figlio, anche se era suo figlio di sangue, e che alcuni lo riconoscevano, però avevano famiglie in Italia e li mettevano in collegio, per cui la madre perdeva il diritto di maternità, come mi sembra che l'hai accennato anche te. C'erano questi aspetti, oggi... La storia di consanguinità di questo, e poi anche la modernizzazione, le strade asfaltate, le linee ferrovie che vanno da Massawa attraverso tutte le quote delle montagne ad arrivare ad Asmara attraverso tante montagne che sono state scavate, un'opera ingegneristica unica, con delle teleferiche che trasportavano le merci da Massawa ad Asmara, nella capitale. Quindi durante il colonialismo nel 1940 l'Eritrea era quasi tra poche, forse si comparava con Sudafrica, se non credo di dire una cosa fuori regola, però l'hanno resa molto moderna, e tuttora la città di Asmara, anche Keren, in parte anche Meldefera, sono città che hanno un piano regolatore moderno, quasi quello europeo, e in più anche prima l'abbiamo accennato, con produzione agricola anche di modernità che hanno lavorato, eccetera. E quindi questo contributo l'Italia lo dovrebbe mantenere anche ora. Io l'anno scorso, quest'anno
ho sentito che le scuole italiane di cui io mi sono diplomato nell'Istituto Tecnico Vittorio Bottico come diploma geometro, ho avuto e ho lavorato 4 anni e mezzo, l'hanno chiuso e faccio appello al governo italiano affinché queste scuole aprissero, non per favorire l'Eritrea o gli eritrei che ci sono lì, ma anche per mantenere la cultura italiana, che è una cultura che ancora è praticata in Italia e molte famiglie mandano le scuole italiane e anche molti nostri figli, i nostri giovani, cosa faranno? Chi non può venire in Italia? Ecco, in questa occasione, prima di finire, vorrei fare un appello al governo italiano, visto che parliamo in Italia e come italiani ci interessa anche il valore della cultura italiana che ancora si deve diffondere, non eliminare. C'è la Casa degli Italiani, anche deve essere rifatta con il contributo di tutti. E per concludere la nostra discussione, te la lascio a te, le tue considerazioni e anche ti chiedo il tuo impegno anche di darmi la mano in questa attività, perché io due mani lavano bene la faccia e siccome abbiamo lavorato e ti chiedo anche la mano invitando anche personalità dell'istituzione, perché io ho anche intenzione di invitare qui personalità del Ministero degli Affari Esteri o delle culture per divulgare l'immagine dell'Eritrea come studio in Italia del Corno d'Africa, Horn of Africa in Italy. Lascio a te un po' le considerazioni del nostro dibattito, che abbiamo parlato quasi più di un'ora. Il bello è che poi non siamo neanche riusciti a dire tutto, no? No, avremo occasione la prossima volta. Però una cosa la devo dire, visto che abbiamo già parlato, mi sembra, e il tempo è quello che... Sì, però una cosa bisogna dirla, perché tanto sta bene anche nelle conclusioni, anzi mi sembra anche un bel modo per concludere questa discussione. Tra le tante caratteristiche di modernità dell'Eritrea, che è una caratteristica che si è forgiata nelle generazioni, nella lotta soprattutto, prima ancora dell'indipendenza, e c'è anche il ruolo della donna, sì, che è molto, come dire, emancipata rispetto a ciò che vediamo in altre parti dell'Africa, per esempio. Quindi è una cosa importante da sottolineare, perché andrebbe ricordato che più del 30% delle donne erano componenti, insomma, cioè come dire, il 30% dei combattenti, ecco, del Fronte Popolare di Liberazione eritreo erano donne, più del 30%, più quelle che magari non erano arruolate proprio in divisa, ma comunque avevano un ruolo come madri, sorelle, figlie, che in qualche modo fornivano un aiuto, erano in un certo senso soldati non in divisa anche loro, andrebbe detto. Anche le compagne nostre, donne eritree in Italia, che hanno lavorato qui per diversi anni e che ora hanno un'età matura, hanno dato il loro contributo e sono riconosciuti in Eritrea. Anche ogni anno mi risulta che fanno un incontro alla fine di ogni anno, un incontro tra di loro, anche i nostri compagni responsabili dell'Eritrea vanno con loro e sono riconosciuti. Ora avremo anche io nell'occasione, prima di concludere, ricordare anche che queste donne pensionate hanno dei problemi, perché i rapporti tra l'istituzione dell'INPS oppure le banche, ci sono dei problemi di trasferimento della pensione in Eritrea. Coloro che hanno trasferito mi stanno chiedendo aiuto e io insieme a te, anche insieme agli altri personalità che ci sono qua, cercheremo di dargli mano, invitando anche nel nostro
nella nostra trasmissione i responsabili dell'INPS o del governo. Assolutamente, e ovviamente ci sarà il mio impegno nel cercare di trovare, insomma, come dire, di far convenire qua persone che siano in grado di fare la differenza, Sì. Perché diciamo che in Italia c'è una questione: lo Stato, governo, e poi enti statali pubblici, quindi l'INPS per esempio, o privati e le banche, ma poi anche altre realtà è giusto che facciano il loro dovere. Poi abbiamo detto anche le scuole, che giustamente c'è la questione delle scuole, in Eritrea è famoso anche il caso della scuola d'Asmara. Cioè ci sono queste, ecco, bisogna dare una risposta costruttiva, perché l'Italia sembra che voglia lasciar morire il suo, come dire, ciò che di buono ha fatto nella sua storia, anche al di fuori dei suoi confini. Sta recidendo i fili che la legavano con l'Eritrea, fili che avevano resistito alle guerre, a tutte le storie avvenute finora, alle prove peggiori, ma adesso nel silenzio, cercando di non farsi vedere, ne sta tagliando uno dopo l'altro. Invece io dico che gli italiani devono fare gli italiani, nel senso buono della parola, non fare gli italiani nel senso brutto, no, della parola, perché a volte si fa la battuta anche all'estero, no? Quello fa un po' l'italiano, nel senso capito cosa voglio dire, Derres? Certo. Fare i bravi italiani e non gli italiani furbacchioni, ecco. Sì. Quindi nella prossima volta cercheremo i responsabili dell'INPS. Io ho già un progetto di invitare il presidente dell'INPS, il professor Tritico Pasquale, non so se hai mai sentito parlare, una persona che io l'ho incontrato in un'altra occasione degli africani, e il responsabile dell'Africa, Giuseppe Mistretta, che con loro li inviterò e inviterò anche te, tutte e due. Cercheremo di intavolare il discorso sia anche del problema che abbiamo menzionato, il problema anche dei rapporti dell'Italia con l'Eritrea, sulle scuole italiane in particolare, eccetera. Con loro discuteremo. Io ti ringrazio veramente, Filippo Bovo, della tua presenza, anzi ti ringrazio così formalmente, ma da amico ti esprimo la mia soddisfazione, perché sei stato sempre coerente ed è una persona di grande morale, questo lo devo testimoniare, di grande moralità, di modestia anche per il tuo bagaglio di esperienza. Sono veramente molto onorato di averti avuto qua ospite della prima trasmissione, spero che sia andata bene. Ora richiamo se c'è il mio amico d'infanzia che è fondatore di questo Horn of Africa, Abdelkader Bakri Hamdan. Abdelkader, ci senti? Puoi entrare nella nostra discussione? Allora, gentili signori e signore, abbiamo trattato il problema del locale tra l'Etiopia e l'Eritrea e non solo, ma abbiamo parlato con il giornalista amico Filippo Bovo di tutta una serie di discussioni riguardanti l'Africa e i rapporti dell'Italia con l'Eritrea. Spero di aver intrapreso una discussione che può essere di interesse per tutti. Questa è la prima trasmissione nostra in italiano e sarà per un'altra volta anche una discussione con altre persone che rispondono alle nostre domande qui nello studio. Slomi Filippo Bovo, gazettegna, zgavernaju Bitilian Zava, Eritrean, Ethiopian, karena Afrikan, komun, kepada Agarat Afrika, Mehzenet, Mistilianen, Afrikan Zolo, Abzi, Zazemandena,
Negashana Fafanu Veterian Casarove. Grazie Filippo Bovo per la tua presenza ancora e ci vediamo alla prossima e grazie ancora. Arrivederci.